Dunque abbiamo fatto un piccolo viaggio, adesso devo bere, abbiamo fatto un piccolo viaggio, siamo partiti dall'affermazione che in questo mondo la normalità è il plurilinguismo, e ripeto, è un'affermazione ineccepibile. E abbiamo visto che da più di 30 anni la ricerca ha dimostrato che crescere in un ambiente dove ci sono due sistemi linguistici, dove ci sono due modi di parlare, due modi per chiamare le cose, porta enormi vantaggi. Che siano questi due modi molto differenti, come il polacco e l'inglese, o piuttosto simili, come il catalano e lo spagnolo, ma l'importante è che siano due sistemi, due modi di parlare che sono comuni in tutti i giorni in un'esposizione regolare. In molte zone d'Europa hanno capito l'importanza di queste cose e là dove il monolinguismo non ha ancora vinto, fortunatamente, i popoli stanno cercando e hanno cercato di sfruttare sfruttare a volte è una parola brutta, ma di usufruire questa situazione. C'è, perché non dobbiamo sfruttarla? È lì. E il Galles è uno degli esempi. Io, ripeto, lavoro in Galles da un anno, mia moglie lavora da 3 anni, quindi è un posto che conosco abbastanza bene. Quando era incinta andavo a trovarla spesso e mi è venuto subito il pallino del Galles, ho detto vorrei venire a lavorare qui, sono riuscito a farmi dare una cattedra in Galles. Negli anni 60 il Galles era una situazione che a noi è molto ben conosciuta. Il gallese è parlato solamente, non scritto, e da generazioni meno giovani. Considerata lingua rozza, lingua per ignoranti, scritta solo da qualche poeta in varie grafie strambe, ognuno si inventa la sua, nessuna grafia standard. I genitori parlano inglese con i figli e gallese solo all'osteria o al pub, dipende dal genitore se andava di qua o di là. Una situazione che conosciamo benissimo, la situazione lombarda, piemontese, penso, magari voi siete in una situazione leggermente migliore, ma il nesso della storia è quello lì. Quindi una situazione che per noi non è una situazione strana, purtroppo. Il risultato, il numero dei parlanti gallese è crollato. Ovviamente, non c'è altro, se non si parla coi figli, le persone diventano vecchie, purtroppo muoiono e la lingua se ne va con loro. Se non si parla con i figli, si parla solo fra anziani, si pensa ma perché devo insegnare al figlio, non serve a niente, è la lingua da rozza, da ignoranti, e il numero di parlanti gallesi è crollato. Già alla metà degli anni 60 si parlava di gallese lingua moribonda, il gallese morirà nel giro di 20 anni, e avevano ragionissimo, sarebbe morto se avessero lasciato la situazione com'era. Bontà loro non l'hanno lasciata com'era, nel 2011 le cose sono un altro pianeta, non da oggi, ormai dalla fine degli anni 70, un passo per volta, ma in 30 anni hanno ribaltato la situazione. Canale radio TV inglese, la BBC Wales o BBC Cameron con il logo indubbiamente bilingue. Gallese lingua veicolare nel 50% dell'asilo e delle superiori. Quindi quando uno manda il figlio a scuola o all'asilo, la scuola normale è bilingue, 50% gallese, 50% inglese. Poi ogni tanto c'è una scuola dove c'è solo il gallese e una scuola dove c'è solo l'inglese per le famiglie che sono un po' difficili, ma in generale c'è il 50%. All'università dal 10 al 20% dei corsi interamente in gallese. Nel Dipartimento di Linguistica dove insegno io abbiamo una persona che è chiamato the Welsh Fellow, praticamente adesso non saprei nemmeno come tradurre Welsh Fellow, ma colui che rappresenta il gallese nel dipartimento e insegna i corsi in lingua veicolare gallese. Pardon, più di 80% dei locutori parla gallese con i figli, cosa che, ripeto, 30 anni fa si parlava di una manciata di persone. Adesso il messaggio è arrivato, più dell'80% parla gallese con i figli. Quindi non è impossibile, sicuramente è difficile, ci hanno messo 30 anni e c'è tantissima volontà politica, volontà delle persone, tantissimo, come dicono gli inglesi, sangue e sudore, però non è impossibile. Non è facile, io non sono qui per dire che è facile, però voglio dimostrarvi che in certi casi è accaduto, nella Catalogna è un altro esempio. E Lombardia, siamo ancora agli anni 60. Sì, l'atmosfera è molto anni 60, forse no a livello musicale, siamo andati un po' in peggio, a parte il Brasca, ma a livello linguistico siamo rimasti con l'idea degli anni 60. Come sapete, i dialetti lombardi sono parlati solo da generazioni meno giovani, forse la generazione più giovane è la mia, e quindi gente già verso i 40, mentre in Galles la generazione più giovane si parla di bambini di 4 anni.
ancora scritte solo da qualche buon poeta o buon scrittore come Jalas o buon musicista come Nebraska, però scritta da pochi, e i genitori parlano italiano con i figli, e Lombard va all'osteria, al pub forse no, perché al pub bisogna essere un po' più messi lì così e non si può parlare in dialetto, ma all'osteria sì, ogni tanto. E qui c'è un dilemma che lo metto tra virgolette, perché è un dilemma che logicamente a mio avviso non è un dilemma. Da una parte possiamo continuare sulla strada del monolinguismo verso una visione monocromatica del mondo e di noi stessi, perché il mondo è visto attraverso i nostri occhi, oppure prendere il treno e renderci conto che la natura ci ha dato una situazione molto ma molto importante, una situazione che può darci dei grandi risultati e aiutarci a sviluppare una cultura, ma io parlo da psicolinguista, una struttura cognitiva migliore. Perché no? Perché non usufruire questa cosa che è lì? Basta solamente allungare la mano e c'è già, non bisogna costruire più di tanto. Certo, bisogna costruire, però la situazione c'è, tutto va a volerla sfruttare. Cogliere l'opportunità del bilinguismo sull'orme di Galles, Catalogna, con tutti i vantaggi cognitivi che ne seguono. E i soli vantaggi cognitivi, secondo me, dimostrano che ne vale la pena. Poi ci sono anche altre argomentazioni che non sto qui a elucidare, che altri probabilmente discuteranno, più culturali magari, però solamente dal punto di vista dello sviluppo cognitivo il bilinguismo è una cosa che abbiamo e che potremo sfruttare, e invece abbiamo deciso fino a un certo punto, erano decisioni, fino a un certo punto eravamo ignoranti, credevamo quello che ci dicevano e l'abbiamo abbandonato. La domanda che nasce quando uno prende questa decisione, allora come fare? Perché logicamente bisogna ribaltare la situazione. La ruota continua per inerzia e fermarla è duro. Ho ancora 10 minuti. No, perché la domanda ti la butto lì è che adesso ti dicono sì, è interessante il bilinguismo italiano e inglese. Ah sì? O addirittura qualche a Milano inglese e cinese. Si scavalca addirittura l'italiano, eccetera, però certo. Appunto si va avanti. Quindi, però quello a mio avviso, certo, ma a mio avviso è anche un falso dilemma, perché il bilinguismo italiano inglese, sì, se ci fossero madrelingua inglesi, che facciamo il bilinguismo madrelingua inglese? Nessuno direbbe no, i madrelingua inglesi non possono parlare con mio figlio. No, fateli parlare, dove sono? Usiamo quello che abbiamo. Quello che abbiamo in Catalogna è il catalano, in Galles è il gallese, e in Lombardia è il lombardo, in Piemonte è il piemontese. Non ci sono altre storie da dire l'inglese. Non possiamo paragonare uno sviluppo naturale con 2 ore di inglese a scuola. Allora paragoniamo una pera con una mela. È una falsa, tu lo conosci benissimo, ma io dico, la mia posizione è un falso dilemma. L'inglese, se esistesse naturalmente, sì. Io ti parlo degli illuminati. Sì, gli illuminati. Gli accademici. Sì, certo. Ho avuto anch'io modo di sviluppare una forte gastrite dopo alcuni sviluppi. No, figurati. Certo, ho fatto benissimo. Io parto proprio dalla presupposizione che, va bene, diciamo che siamo convinti, come si fa, dove si va? E il problema è ribaltare la situazione, e vorrei dire un paio di cose sul mio punto di vista come si potrebbe fare per ribaltare la situazione. Visto che Giancarlo ha detto forse aprirsi, l'esempio di Brescia e Bergamo è una cosa importante, sicuramente, e sicuramente il Galles e la Catalogna ci insegnano che è una cosa importante. La ricerca linguistica e antropologica per fortuna ha già fatto questi passi, abbiamo situazioni dalle quali si può imparare, non c'è bisogno di reinventare niente, è già tutto lì, basta documentarsi, e se si ha la forza e la voglia politica di farlo, le soluzioni esistono già, non è una cosa che bisogna fare cose pionieristiche più di tanto. Restituire dignità alla lingua del territorio, qualsiasi discorso che può andare avanti per settimane e mesi si distilla con quella frase, restituire dignità. Perché se una lingua è vista come rozza e ignorante, nessuno la vuol parlare, quelli che la parlano fanno finta di non parlarla, quelli che non la sanno non ne frega niente, e va a finire tutto a terra luce. Una situazione bilingue sopravvive